Mi accolgono decine di fili con tante banderuole colorate, con dei nomi e delle date scritte sopra. Sventolano allegre tutti i colori dell'arcobaleno, ma non c'è nulla di cui sorridere. Arrivo ai piedi di una lapide di cemento alta oltre 250 metri. Ci poso sopra una mano. Chiudo gli occhi, prego. Mi immagino immersa nell'acqua, milioni di metri cubi d'acqua. Il cemento sotto la mia pelle non si muove, non si mosse nemmeno allora. In quella notte fu qualcos'altro a muoversi. Il monte Toc è sempre lì, mi sovrasta. Sento il suo sguardo indifferente. Mi avete voluto sfidare, mi volevate piegare, soggiogare me, il corso dell'acqua, sbilanciare gli equilibri naturali, sottoporli al vostro volere, alla vostra brama di progresso e vanità. Restate lì, piccoli, innumerevoli, colorati pezzi di stoffa, saldi e coriacei come la montagna e la sua gente, a ricordare ciò che non dovrà più accadere. La cicatrice non sarà mai chiusa totalmente.
riprenderà a sanguinare ogni ottobre di ogni anno, finché ci sarà memoria. Ed è giusto che sia così. Solo la memoria può impedire altre tragedie, anche se non è sempre detto che ci riesca.